cari amici, ben ritrovati con il nostro TG. Pronti per una nuova ricchissima edizione? Noi siamo prontissimi! Prontissimi! Bene, allora direi di iniziare con le nostre notizie. Scintille tra la nostra premier Giorgia Meloni e il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Scintille! Auso che scintille! Fuoco! Fuoco! Fuoco ranne! Auso che scintille! De Luca ha guidato una vera marcia su Roma, con 300 sindaci e più di oltre 700 persone fino a Palazzo Chigi. Manifestazione contro l'autonomia differenziata. La premier Meloni ha cominciato il tutto dicendo vadano a lavorare anziché manifestare. Come avrà reagito De Luca? Guardiamo il video. Tollerabile questo atteggiamento. C'è centinaia di sindaci che stanno qua, che non hanno i soldi per l'ordinaria amministrazione del lavoro. Lavora tu, stronzo. Lavora tu, stronzo. Eh sì, è stata proprio questa la risposta del governatore campano. Ma noi abbiamo per voi uno scoop! In esclusiva nazionale, De Luca è pronto a scusarsi in diretta con la nostra premier. Colleghiamoci. Buonasera Presidente, grazie di aver scelto di essere con noi. Grazie a voi. Buonasera. Hai già fatto un casino. Sì, Presidente, siamo a conoscenza del suo acceso diverbio con la Meloni. Che la femmina è me. Presidente, per favore, siamo qui per fare la pace. Quindi, se ci promette che si comporterà bene, la mettiamo in collegamento con Giorgia Meloni. E vabbè, facciamo sto cambio di collegamento. Io saccio che già fa. Facciamo presto, voglio che io tengo a che fare. Andiamo bene. Bene. E allora colleghiamoci subito con la premier Giorgia Meloni. Gran figlio della mignotta, infame, vai a lavorare, infame, imbecille, vai a lavorare. Ma chi l'ha preso? Anch'io. Ma chi l'è proprio una Presidenti, vi prego, siamo qui per fare la pace. E su, diamolo un buon esempio agli italiani che ci stanno guardando. Pace! Facciamo così. Come segno di distinzione, il governatore De Luca si scuserà in romanesco e la Giorgia Meloni farà in napoletano. Giorgia, non falla stupida stasera, dammi una mano e non mi fa nervosire. Oh Vicenzino, bello guaglioni, oh Vicenzino, ti conviene andare a lavorare. Che ci hanno mai mandato a quel paese? Vacci te a quel paese, vacci te! No, lasciami andato prima io! Che Vacci vuoi? te! Chiudiamo il collegamento.
Che dire, noi ci abbiamo provato. Ma cambiamo argomento e parliamo degli ecofanatici. Un gruppo di ambientalisti inglesi sostiene che figli e cani metterebbero a rischio il pianeta. Ma è una meraviglia, queste cose non le voglio sentire più. Secondo la loro teoria, ogni bimbo produce 500 tonnellate di carbonio. Polizia, fermi tutti, siete in arresto. Siete tutti in arresto per eccessiva produzione di carbonio. Ma niente, siamo sempre innocenti. Signora, lei quanti figli ha? 3. 1500 tonnellate di carbonio! Ma si rende conto? È una bioterrorista! Un'assassina del pianeta! Ma finiamola, i figli sono pezzicore. E adesso abbiamo una notizia estera. Trump lancia una linea di scarpe da ginnastica, tutte dorate, con la bandiera degli Stati Uniti. Ma io avevo sempre ragionato, chi vede? Ma non senti, in qualche maniera la vergogna di questi soldi per pagare la vacca smutta che ci fecero. 450 milioni di dollari per frode. Con le scarpe c'è la stanza dentro il tuo culo che manco di sta sala. E adesso linea sul pianicielo per il nostro Gianni. È il momento della rubrica Ora e ti rincuora. Oggi ci tengo a condividere con voi una preghiera dedicata alla Madonna di Lourdes. Questa preghiera è legata ad un miracolo riconosciuto dalla Chiesa avvenuto a Lourdes di Maddalena Carini. Fedeli a te, come Giovanni il prediletto che posava il capo sul cuore di Gesù, a lui imitando noi posiamo il capo sul tuo cuore immacolato, o Maria. Accogli, o Madre Dolcissima, in unione a Gesù e Giuseppe, la fervida invocazione di questa famiglia a te consacrata. Concedi la tua assistenza e prodiga il tuo soccorso, affinché in ognuno dei suoi membri sia confermata la fede, aiutata dalla debolezza, vinta la tentazione e bandito il peccato. Fa che in ognuno sia un raggio della tua luce e una scintilla del tuo amore, così da suscitare fiamma di devozione in tanti tuoi figli che ancora lontani vuoi richiamare al tuo materno abbraccio. Prega per noi e con noi, onde salga da labbra pure e da cuori purificati la preghiera recante l'ansia di questa famiglia che oggi e sempre implora la tua benedizione, o Madre di Gesù e Madre nostra. Gesù, Maria, Giuseppe, illuminatici, soccorretici, salvatici e così sia.
Bene cari amici, è il momento di salutarci. Continuate a seguirci sui nostri canali social e su quelli di Iceto TV. Ricordatevi di mettere like, di commentare e condividere. Perché noi ci impegniamo tanto a fare il TG. Più siamo e più ci divertiamo. divertiamo.